Buonasera a tutti, visti TV, il nuova di oggi, ultima dia di maggio 2025, oggi è dia 31, dia di sabato. Bene, un saluto a tutti, e cominciamo a su solito, dare una baita tenda a Saida e a Sadie, come si presenta da oggi. Come si vede da essa fotografia, da Zucchero limpio, da Ida illuminata, da esse sole, non è un sole metta potente, calo, ma comunque è tutto illuminata. Ecco qua, il presenta di voi, sei da nostra. Andiamo a tornare su Staravallo. Staravallo è sole pleno tutto la dia, 29 gradi di temperatura massima, 7 gradi, temperatura minima. È crasa domenica, abbiamo 31 gradi temperatura massima, vecchia 7 gradi temperatura minima, sole pleno tutto la die, quindi come te le stai vedendo, abbiamo bello sole, di andare a mare, insomma, o di andare in campagna, o di si muovere da Saida, oppure di restare pure in vita a ragionare di belle cose, come ti fa ragionare questo Manzano io, Quintanielle, Cosello, perché tu restare, ma devi appoggiare poi a Crete Nova, se no a te lo sconto, il bimbessito, bello sconto, insomma, mi contanne che hanno andato in Germania il suo periodo a fine secolo, eravamo verso 97-98, la data esatta, abbiamo stabilito che ha zappato uno che è stato ufficiale medico in bici su 42 o 43, su 42, quando finita la guerra, Paco il mese, insomma, maio, batto il mese in tutto, che sono andato in capitani, casa che è rifinita e si conta tra chi si è stato bombardato e poi sono morto e non mi sono mai girato. Però a quanto pare te testimonia diretta un ufficiale medico che ti sei scuola elementare dei vizi e appunto sa corpo che di occupazione tedesco, che hanno occupato le scuole elementari, abbiamo fatto l'ospedaleto e ufficiale medico in bici e quindi che non è chi non è proprio gai, non sono tutto canto al morto oppure boh, battapi toccare chi ricostruzione storica che non funziona e comunque sia questa è stata a salutare il grannato e voi siete visti io ho visto bisogno stato ufficiale medico in questo periodo e poi le nato ma si conta che si tutto canto al morto so, ma no, assolutamente non è vero, siamo arrivati tutto il gruppo che abbiamo visto, siamo arrivati in Germania, tutti sanos e contentos. Bene, contos. Oggi è 31 di maggio, 31 di maggio il skitter la monata è metà tempo, bisogna visita ecografica, serologica, tiroidea e sì, poliambulatorio dei vizi. Un bello servizio questo pure, spero che gli stessi intanto, so che voi siete segnato, so, che veramente tocca a te agradecere questo servizio offerto dai Saliti. Bene, poi oggi abbiamo una casa, questo è il primo delle lampade, adesso sotto a mezzodì, presso in sede del Savis, insomma, questa è l'automoteca che ha che nel suo prelievo, su Zambere, poi sono donatore, donate in metta che intanto hanno bisogno di su Zambere donato, questo è veramente un datore di vita, questo è solamente il dono che si può dare. Piccate così fatto la carta d'identità della tessera sanitaria e così è stata un rimorsello ma che ne latte insomma di altra cosa che ne latte e diamo di nuovo sul giornale pasta prezzi fuori controllo a Sassari e Cagliari è più cara. L'indagine di un'impresa, non è un'impresa è un nome, sono le città italiane in cui è aumentata di più.
Frau de Sadok narrata anche un rincaro di 10 centesimi incide sul bilancio familiare. Insomma, lo spreio dei beni alimentari primari sono così pur aumentando. Le premesse sono disastrose. Negli ultimi 3 anni gli alimenti protagonisti della dieta degli italiani hanno registrato aumenti record. Che i conti non tornino, in effetti, se ne può accorgere senza alcun, cioè se ne può accorgere senza alcun problema chiunque faccia la spesa in un qualsiasi supermercato. L'ultimo report di un'impresa però segnala un'impressionante impennata dei prezzi di pasta, latte e pane. E manco a dirlo, i rincari più significativi sarebbero quelli che riguardano il prezzo della pasta nei supermercati di Sassari e Cagliari, con picchi del 38% in un solo anno. Quindi la cosa, insomma, non si esponenne metta bene. Andiamo da innanzi. Lingua blu si acceleri sulla prevenzione, cioè non solo poi a dare il ristoro, eccetera, eccetera, ma tocca pure di agire su questa prevenzione. Zootecnica dopo l'intesa tra la regione e le organizzazioni agricole sui risarcimenti aziende. I vertici di CIA Sardegna, narrata bene gli indennizi, ma urge la lotta all'insetto vettore. Prendiamo atto del passo positivo compiuto dalla Regione che ha adeguato gli importi degli indennizzi per le Blue Tongue 2024, ma resta il tema della prevenzione e perciò, oltre ai piani di vaccinazione, è indispensabile identificare in termini di prevenzione la lotta all'insetto vettore, anche sulla falsariga delle azioni adottate per contrastare la diffusione delle cavallette. I vertici di CIA Agricoltura Sardegna, che l'altro ieri a Cagliari ha partecipato con le altre organizzazioni agricole al tavolo convocato dall'assessore e dall'agricoltura, interviene in questo modo nella questione, appunto dichiarando che tocca a te intervenire sopra esa prevenzione. Andiamo a innanzi. Centrodestra riunisce la coalizione Oristano per prepararsi alle urne, siamo già danni questa questione decadenza Todd. Nel campo largo i progressisti invocano un incontro delle forze di maggioranza per fare il punto sui progetti da attuare. Mura, i Fratelli d'Italia, legislatura finita. Lunedì il vertice. De Rio PD frena al voto subito impossibile. Narata De Rio. I Dimu ritenara De Rio al voto. Dunque. Quindi le bordate di Lega e Forza Italia. Per il deputato del Carroccio Dario Giagoni occorre restituire subito la parola al popolo sardo. Il gruppo di Fratelli d'Italia si affida anche a una nota: l'immobilismo istituzionale che attanaglia la regione ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità, scrive il capogruppo. E va bene, vediamo il tenara Taderio, Giuseppe Conte. Allora, 5 Stelle, vabbè, 5 Stelle, non mi interessa a Paco. Centrodestra, campo largo. La sentenza del Tribunale di Cagliari non ha scalfito l'orgoglio pentastellato, in attesa del voto di Nuoro e soprattutto della decisione del ricorso della presidente Alessandra Todde, Alessandra Todde al Tribunale, eccetera, eccetera. Il capogruppo Michele Ciusa argomenta: siamo concentrati a lavorare per la Sardegna, Poteschide, non prendiamo in considerazione altri scenari perché il voto ci ha già dato questo mandato e noi lo porteremo avanti fino in fondo. Il capogruppo del PD, Roberto De Rio, invita al buonsenso. Quel che dovevamo dire l'abbiamo già detto, spiega l'esponente Dem Nuorese.
che a chi sollecita un celere ritorno alle urne replica. L'ha spiegato il presidente dell'Assemblea Comandini. Ci sono dei passaggi a cui adempiere e non sono brevi. Il voto subito è impossibile. Chi ne parla fa mera speculazione filosofica. Meglio guardare al salvacasa. Mettiamoci tutti quanti al lavoro perché i sardi aspettano risposte sulle cose reali. Quindi interviene Francesco Agus, progressisti. La penso come a dicembre, massimo rispetto tanto per la magistratura e per le sue decisioni quanto per le prerogative degli organi costituzionali e statutari in carica. Anche per questo penso che sprecare tempo in elucubrazioni politiche su argigoli giuridici o scenari che non esistono sia un errore, ma allora scenario chi esiste, Riccardo Agus, ti la tinche su ciuccio. Allora, l'assessore, torniamo a Bartolazzi e a Cavadore, l'assessore Bartolazzi sulle cure tumorali, spese in crescita del 9%. La Regione sostiene i costi dei farmaci oncologici. La Regione sostiene con fondi propri le spese per i farmaci oncologici, compresi quelli innovativi. A dirlo è l'assessore alla sanità Armando Bartolazzi. Le spese per questi farmaci sono cresciute di oltre il 9%. Nel 2024 infatti la spesa si è attestata in 241,6 milioni, mentre nel 2023 era pari a 221 milioni. La crescita quindi è stata del 9,3%. È aumentata la possibilità di trattare il cancro con terapie più varie, anche se costose, e accessibili a tutte le fasce della popolazione attraverso il sistema sanitario. Quindi non è spunumenanne da mandare denche gettare l'anziano da un cucuru. L'iniziativa fondato da Marattini, nella mia chieste, oggi presentazione a Cagliari, nasce il Partito Liberale Democratico, Pappada e a Città Scappane, e cioè un altro partito nuovo italiano, idee, valori e futuro, inizia il suo percorso un nuovo soggetto politico. È il Partito Liberale Democratico, liberale che L è non liberale democratico, liberale democratico, quello fondato da Luigi Marattini, il deputato un tempo vicino a Matteo Renzi, che punta a ricavarsi uno spazio di rilievo in un'area che in questo momento storico stenta a ritrovarsi in termini numerici agli occhi degli elettori. Per lanciare un primo segnale si presenta anche in Sardegna. È stato organizzato un nuovo incontro alla Società degli Operai in via 20 settembre 80 a Cagliari, per oggi alle 16:30, ma ite basa fa che tu è pure bicchieria, solo tu è partito scolono. Andiamo alla politica internazionale, che ne sono prena televisione, radio, giornale, eccetera, eccetera, Trump, Donzi di e nie, pontificanne e spontificanne. Il presidente francese riconoscere la Palestina, meno male, e finalmente, e Tel Aviv si infuria e vabbè, come si incarta su Cardius in Cabassa. A Istanbul gli USA e i volenterosi, Istanbul non deve tornare in Turchia, deve essere un abboio tra russo e ucraino, e vi abbarrarsi sul rappresentante dei volenterosi e poi America, eccetera, eccetera. Israele va all'attacco di Macron, Mosca frena su un vertice tra leader di Ucraina e Russia e Mosca è preparando un altro attacco, quindi ha bisogno di palleggiare. I capi dei consigli di sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia saranno insieme ai funzionari americani lunedì a Istanbul in occasione della nuova tornata di negoziati russo-ucraini. Ad annunciarlo è stato inviato
l'inviato USA Kate Kellogg, anche se Mosca mette in chiaro che non parteciperanno alle trattative, ma sì, consulteranno tra loro con i negoziatori di Kiev. La Turchia intanto dice di ambire a organizzare addirittura un vertice tra i presidenti di Ucraina, Russia e USA, ma il Cremlino frena affermando che di questo si potrà eventualmente parlare solo se ci saranno risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni russa e ucraina, cioè sì, istana essas condizioni de Mosca, tradotto questo, no? Andiamo Murgala sulla politica internazionale, scontro Francia-Israele. Su Gaza è stato palestinese. Macron, il riconoscimento è diventato un dovere morale. Siamo perfettamente d'accordo. Dubbi della Cassazione sul CPR in Albania. Questo CPR è diventato una bandiera dei Fratelli d'Italia e dei Salvini, ma accanto pare non la pesano sul magistrato, chi bisogna stapparne tutte le magagna che bisogna. Alla Corte di Giustizia Europea gli atti sul trattenimento dei migranti irregolari, e cioè un petito tu canto sosato lo può esaminare, si batte in adempienza. La Cassazione solleva dubbi sul trattenimento nel CPR in Albania dei migranti irregolari. La Suprema Corte ha inviato alla Corte di Giustizia europea gli atti relativi a trattenimenti perché il timore è che la legge italiana possa essere in contrasto con le norme comunitarie. Knocker guy. Polonia, i filo europei in testa ai sondaggi, meno male, questa è una bella nuova, che in Polonia pure questa situazione del filo russo. La Polonia si appresta a tornare alle urne domani per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. In corsa Karol, non si legge bene, nazionalista di destra, e Raffaele, e così via, liberale filo europeo e sindaco di Varsavia. Una corsa che si annuncia testa a testa e che potrebbe plasmare il futuro di uno degli stati strategicamente più importanti della NATO e dell'Unione Europea, cioè la Polonia. Ma l'articolo non si legge bene, mi dispiace, questa fotografia maleata. Andiamo già, questo l'abbiamo già visto. Dazi, Trump contro la Cina e Musk lascia il governo. Musk lascia il governo, sul periodo che ti sei in governo ha fatto tanto di cosa scazzata che la vendita della Tesla, della macchina che sono crollate assumere su che benenne, tanto l'antipatia che è stata attirato, e poi sul duolo Razzolo che ha lanciato per provare Kanaki che era andare a Marte, sono esploso ambarduoso. Il primo che ha lanciato un mese fa che è su che ha lanciato come ultimamente, quindi la vaina non le sta andando gai meta bene. Allora Banca Italia, l'allarme di Panetta, l'UE non può restare ferma, si mette a repentaglio la pace. L'ombra dei dazi, con il commercio globale che da volano di benessere rischia di diventare fonte di disagio, mettendo a repentaglio la pace, può mettere a repentaglio la pace. Il dollaro messo in dubbio come architrave degli equilibri che hanno sorretto l'economia globale negli ultimi decenni e che ora sono in crisi profonda. Anche il dollaro è in crisi e lo sfondo strategico
è lo sfondo, tratteggiato, scusate, dal governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, che chiama all'azione l'UE, baluardo dello Stato di diritto che non può restare ferma e deve avere la capacità di superare i particolarismi nazionali. E io ja, da Sergai, diretta Europa. Bene, chi questo abbiamo terminato la novella di oggi e non diamo l'appuntamento, torna a casa. E scusate, oggi è stata una cosa impresa, sono arrivati in ritardo in studio, ma la ragione che hai poi ti mette importante, quindi dopo mi so che fi trattenere un pacco di pruso. Bene, poniamo la sigla e tancatura e gli diamo che pure musica, ecco qua. A mezzo olvidare di buon a tutto dai Bizzi TV. Adioso e mezzo a casa.